Nuoro o Nugoro in lingua sarda, antico borgo di poco più di 5.000 anime divise in due grandi quartieri. San Pietro d'Esormastroso, cioè dei maestri, più ricco e abitato dai proprietari terrieri e contadini. E poi nel lato opposto Seuna d'Esormassaioso, cioè dei contadini e braccianti, e qualche artigiano. Due quartieri distinti ma uniti da una meravigliosa via Maiore, dedicata nel 1882 all'eroe dei due mondi Giuseppe Garibaldi. Costruita con grandi e ben sagomati lastroni di granito, il Corso Garibaldi è stato sede dei principali uffici pubblici e banche, nonché luogo di incontro della nobiltà nuorese e della popolazione che vi andava a passeggiare. Fu anche sito di incontro di artisti, poeti e scrittori del tempo, che si posero in mostra nella città barbaricina e poi anche fuori dell'isola. Prima fra tutti il premio Nobel nel 1926 per la letteratura Grazia Deledda. Poi l'avvocato, scrittore e giornalista Salvatore Satta, il giurista, insegnante e scultore Francesco Ciusa, il pittore e scultore Antonio Ballero, solo per citarne alcuni. Grazie a loro la piccola città di Nuoro fu denominata l'Atene sarda. E grazie al deputato Salvatore Siotto nel 1926 Nuoro diventò capoluogo di provincia. E questo diede un'impennata alle nuove costruzioni edili di diversi generi, ai servizi, alle scuole e all'incremento della popolazione, arrivando a superare i 35.000 abitanti. Posizionata su un'altura granitica a 550 metri sul livello del mare, è circondata da alcuni colli di varie altitudini, tra i quali il più importante è il Monte Ortobene. Ai piedi del prestigioso monte si trova la chiesetta della Madonna della Solitudine. Costruita nel 1622 in modo semplice con le pareti in calce, fu poi demolita e ricostruita negli anni 50 per volere di un comitato costituitosi al fine di riportare a Nuoro le spoglie della famosa Grazia Deledda. Si mise in evidenza l'apprezzato artista nuorese Giovanni Ciusa Romagna, che elaborò il progetto della chiesa salvaguardando la campana originale in bronzo, realizzata dal maestro campanaro Giovanni Pira, e il portone in bronzo raffigurante la Madonna della Solitudine, scolpito dall'artista sassarese Eugenio Tavolara. Posizionò all'interno della chiesa un sarcofago in granito nero levigato per contenere le spoglie della scrittrice nuorese premio Nobel. Dalla chiesetta della Solitudine si sale al Monte Ortobene. Due sono le strade che l'abbracciano sino alla cima. Una è quella di Sedde Ortai, a nord-est, lungo la quale sono stati costruiti vari percorsi turistici per sane camminate e pedalate in mezzo alla natura. Un parco giochi dotato di pista di pattinaggio, pista ciclabile, campi bocce e giochi per bambini. E l'altra, la vecchia strada di sud-est, che incontra l'antica Fonte Emiliano, l'unica fonte rimasta potabile meravigliosamente immersa nella folta vegetazione dotata di attrezzati tavoli in granito per uno spuntino all'aria aperta. Poi la zona di Farcana, corredata di base di controllo forestale, dove è stata costruita una piscina olimpionica e un ostello perfettamente attrezzato per una vacanza di vero relax. Prima di arrivare alla parte alta si gode un bellissimo belvedere sui paesi di Oliena, Orgosolo e Mamoiada. Le due strade si incontrano quasi in cima. Diventano una, che gira intorno a un grande giardino alberato di pini, verde e attrezzato di panchine e giochi per bambini.
L'Ortobene. Un tempo era ricco di locali che offrivano un'ottima cucina tradizionale, ma che presto riapriranno dopo un'accurata ristrutturazione. Attualmente è in funzione un attrezzato bar rinomato per la gentilezza dei gestori e per la freschezza degli ambienti esterni. Il Monte Ortobene è costituito da un parco di circa 16.000 ettari densamente popolato da lecci, pini, roverelle, ginepri, agrifogli e tante altre piante e fiori che gli donano un aspetto agreste e colorato. Altrettanto ricca è la fauna selvatica, dove primeggiano il cinghiale sardo, la volpe sarda, la martora, la lince sarda e anche la pernice sarda, la ghiandaia, il picchio rosso, nonché tanti predatori volatili come l'astore, il gheppio, la poiana e anche l'aquila reale. Il Monte Ortobene, antica altura granitica alta 955 metri sul livello del mare, con la sua punta più alta denominata Cuccurunigheddu, che domina la città di Nuoro. Questa famosa altura, dal 1901, è la sede della Statua del Redentore, meravigliosa opera in bronzo realizzata dallo scultore napoletano Vincenzo Ierace. Così fu assecondato il volere di Papa Leone XIII nella celebrazione del Giubileo del 1900, che decise di far realizzare e innalzare dei monumenti dedicati al Cristo, uno in ciascuna regione italiana. Tra i tanti luoghi della Sardegna fu scelta la città di Nuoro col suo Ortobene. La statua fu innalzata e inaugurata nel 1901, alta oltre 4 metri e dal peso di circa 2 tonnellate, col palmo della mano rivolto a benedire la città che l'ha ospitata. Nella parte bassa della statua appare il volto di un bambino che pare rappresenti l'umanità al cospetto di Dio. Durante la sua collocazione a Napoli morì la contessa Luisa Pompeati, moglie dello scultore Ierace. Si decise allora di collocare ai piedi della scalinata che porta alla statua una importante e commovente epigrafe dedicata a Luisa Ierace. Dalla parte opposta alla scalinata, davanti alla statua, appare un antico altare costruito in granito attorno al quale si radunavano i fedeli durante la messa del 29 agosto. Oltre alla statua e poco lontano da essa nel 1608, per sciogliere un voto fatto alla Madonna di Montenero a Livorno, fu edificata la chiesetta di Nostra Signora del Monte, per volere del vescovo Melchiorre Pirella e dei suoi 2 fratelli Giovannangelo e Pietro Paolo. All'interno della chiesetta, che ha una navata di circa 22 metri, pavimentata in cotto sardo e col soffitto in legno e canne, è collocata una statua in legno, copia fedele del Cristo Redentore in bronzo, che viene portata in spalla durante il pellegrinaggio intorno al grande giardino adiacente alla chiesetta. Il Redentore costituisce la festa più importante della città di Nuoro. Dalla prima, svoltasi durante l'inaugurazione della statua, siamo arrivati alla 122esima edizione dell'anno 2022. L'ormai famosissima festa, tra le più frequentate e conosciute in Sardegna, prevede il sabato e la domenica antecedenti il giorno 29 un ricco programma di eventi legati alle tradizioni popolari con canti, balli e sfilata di costumi sardi. Il 29 agosto viene celebrata la festa cristiana con pellegrinaggio e Santa Messa. Non perdete questo importante avvenimento che vi offrirà emozioni indimenticabili.